Vertice per la crisi idrica in prefettura ad Agrigento, stamani alla presenza dell'assessore regionale all'energia e ambiente onorevole Di Mauro e il prefetto, con alcuni sindaci della provincia per la carenza di acqua in diversi comuni dell'Agrigentino. 5 nuovi ispettori si sono insediati oggi in questura in città, accolti dal questore Palumbo. Inaugurato oggi a Palma di Montechiaro il nuovo antiquarium dedicato a Giacomo Caputo. Una signora anziana è stata sgravata dal Tribunale di Agrigento da circa 130.000 euro di debiti contratti a seguito della perdita del posto di lavoro, grazie anche alla consulenza dell'Ordine dei Commercialisti di Agrigento. Il patron Deni, nel corso di una prossima conferenza stampa, ha annunciato di voler denunciare Emanuele Canzonieri per i gravi danni di immagine arrecati al club bianco-azzurro. Domani al Pala Bellavia di Esaghimento concerto del cantautore Concato, nel pomeriggio atto unico alla chiesa San Nicola di Vincenzo Arnone con la regia di Pippo Calandrino. Buongiorno ai nostri telespettatori col nuovo appuntamento di oggi 10 gennaio venerdì del nostro TVA Notizie. Vertice oggi in prefettura alla presenza dell'assessore all'energia e all'ambiente onorevole Roberto Di Mauro e il prefetto Caputo per discutere sull'emergenza idrica che affligge ancora numerosi comuni della nostra provincia. Vertice stamani in prefettura alla presenza dell'assessore all'energia e ambiente onorevole Roberto Di Mauro e il prefetto Caputo per discutere ancora sull'emergenza idrica che affligge numerosi comuni della nostra provincia. Presenti per l'occasione il sindaco di Aragona Pendolino, quello di Racalmuto Buongiorno, i vertici dell'AICA con Settimio Cantone, il direttore del Genio Civile Lamendola, il presidente dell'ATI Idrico nonché sindaco di Montallegro Cirillo, in videoconferenza il responsabile della protezione civile Cocina. Una riunione a detta dell'assessore Di Mauro che ha riguardato i casi estremi della nostra provincia che hanno ancora difficoltà di distribuzione dell'acqua. Ma una riunione che ha riguardato però i casi estremi, cioè quelle realtà della provincia di Agrigento che hanno difficoltà di distribuzione dell'acqua con turni da 20, 25, anche 30 giorni. Quindi ci è sembrato necessario convocare immediatamente un vertice, fare un'istruttoria di ciò che è la situazione regionale in termini di invasi. Si è trovata questa mattina una soluzione per ulteriormente incrementare il trasferimento della risorsa idrica a questi 5 comuni e adesso spetterà ad AICA e all'ATI la ripartizione di queste risorse. L'obiettivo ovviamente nostro è quello di superare questa criticità sapendo che c'è una programmazione da parte nostra che è quella della realizzazione di installatori a Gela, a Trapani e a Porto Empedocle per un valore complessivo di circa 600 litri di acqua a secondo, che secondo quello che ci è stato assicurato dal dirigente nazionale della protezione civile dell'acqua dovrebbe essere realizzato entro il mese di giugno. Quindi si tratta di superare queste difficoltà in questo momento e poi anche la speranza che il clima possa cambiare in questo periodo e quindi avere delle acque che ci consentono di traguardare il mese di giugno con serenità. Questi comuni assetati attingeranno acqua da dove? Attingeranno acqua dal Fanaco per una quantità di 50 litri acqua a secondo, lo voglio ripetere, la ripartizione avviene secondo il numero degli abitanti, secondo ovviamente anche quelli che sono i sistemi idrici ed è una competenza di ATI e AICA. Sindaco, riunione in prefettura per chiedere più acqua per Aragona. Sì, riunione in prefettura per chiedere più acqua per Aragona, ma anche per i paesi limitrofi, perché la situazione viene apparente a tutti. Al di là di questo, noi chiediamo anche una programmazione da qua all'estate. Stamattina, grazie a Sua Eccellenza il Prefetto e all'assessore Di Mauro, e a tutta la cabina di regia, si è arrivati ad avere l'autorizzazione di poter prelevare 50 litri al secondo dall'Addica Fanaco che daranno
diciamo, un po' di ossigeno a questi 5 comuni che hanno turnazioni veramente inaccettabili. E dopodiché, ecco, la cabina di regia continua per cercare di fare individuazione di ulteriori pozzi e ulteriori sorgenti affinché diciamo, si scongiuri questa crisi atavica che ci attanaglia, anche in vista di Agrigento Capitale della Cultura, a cui tutti i comuni stiamo partecipando e stiamo dando manforte, e quindi la necessità di avere un servizio adeguato e idoneo affinché non ci siano critiche a livello nazionale e internazionale è importantissimo. Anche Racalmuto soffre la mancanza d'acqua, soddisfatto di questo incontro in prefettura? Diciamo che abbiamo trovato una soluzione tampone, dobbiamo ringraziare Sua Eccellenza il Prefetto, l'assessore Di Mauro, ma anche la cabina di regia che è stata molto disponibile e si è trovato almeno per un momento temporaneo una maggiore dotazione idrica che andrà a favore dei comuni che soffrono turnazioni più lontane, tra cui anche Racalmuto. Abbiamo più volte sollecitato il problema, adesso finalmente operativamente avremo una risposta seppur temporanea per avere una maggiore dotazione idrica. E noi continueremo a vigilare perché i turni in alcuni comuni sono davvero insostenibili. Andremo ancora avanti, cercheremo altre soluzioni. Sul Racalmuto abbiamo anche dei lavori in corso per addurre l'acqua di alcuni pozzi che sono stati individuati e i lavori sono già stati finanziati, quindi noi siamo ottimisti di qui a qualche settimana di avere maggiore dotazione idrica e alleviare le difficoltà della popolazione. Sono 5 i nuovi ispettori che stamani sono stati accolti dal questore di Agrigento Palumbo che entreranno in servizio. Presso la Sala San Michele della Questura di Agrigento, il questore Tommaso Palumbo ha accolto oggi 5 ispettori della Polizia di Stato che si aggiungono ai 13 agenti arrivati nei giorni scorsi e trasferiti alla Questura di Agrigento. Presso i commissariati di Licata, Canicattì, distaccamento Polizia Stradale di Canicattì. Questa assegnazione di personale rientra in un piano generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza che consentirà quindi il rafforzamento degli uffici operativi della Questura e dei vari commissariati, favorendo una maggiore e più incisiva attività di controllo del territorio. Ai neoassegnati, tutti di comprovata esperienza e provenienti da diverse realtà del nostro territorio, il questore ha rivolto il suo personale benvenuto nella nostra città, augurando buon lavoro al servizio della nostra comunità. Inaugurato a Palma di Montechiaro l'antiquarium dedicato a Giacomo Caputo. Inaugurato oggi a Palma di Montechiaro l'antiquarium Giacomo Caputo, voluto fortemente dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Stefano Castellino, che ha aperto il convegno prima del taglio del nastro. L'antiquarium è stato possibile grazie all'ottimo operato della Sovrintendenza ai Beni Culturali di Agrigento, guidato dal sovrintendente Vincenzo Rinaldi. All'inaugurazione sono intervenuti l'autorità civile e militari, il procuratore di Agrigento Giovanni Di Leo. Molti dei reperti esposti sono stati recuperati dai carabinieri dopo essere stati trafugati. Presente pure la parlamentare nazionale di Fratelli d'Italia Elidiana Longi, oltre agli assessori comunali, il vice sindaco Maria Antonietta Lovasco, Massimo Amato e Stefano Petrucci. Il sindaco Stefano Castellino, nel corso dei lavori, ha anticipato che in prossimità dell'estate, nel giro di 5-6 mesi, l'antiquarium sarà trasformato in museo civico con il benestare dell'assessorato regionale ai beni culturali. Nel corso della mattinata protagonisti sono stati anche i ragazzi dell'Istituto Comprensivo Tommasi di Lampedusa di Palma di Montechiaro, diretto da Floriana Racalmuto, che hanno realizzato il volume La tutela del patrimonio culturale, spiegato proprio dagli studenti con l'ausilio delle insegnanti e sotto la guida della dirigente della Sovrintendenza ai Beni Culturali, Domenica Gullì. Oggi, 10 gennaio 2025, è davvero una grande emozione. Abbiamo inaugurato l'antiquarium dedicato a Giacomo Caputo, dove si coniuga cultura e legalità. I beni che sono esposti e sono custoditi all'interno dell'antiquarium sono beni che alcuni di loro erano stati trafugati e poi, grazie all'azione dei carabinieri del reparto speciale, sono stati restituiti alla fruizione di tutti i nostri concittadini e di tutti coloro che vorranno visitarlo. Ringrazio la presenza di tutte le forze dell'ordine, carabinieri, polizia di Stato, guardia di finanza, capitaneria di porto, la presenza del nostro
ringrazio il signor procuratore dottor Di Leo, ringrazio l'assessore regionale Scarpinato qui presente con un suo delegato, l'onorevole Longi, davvero il governo nazionale e il governo regionale. Palma oggi ha dato un ulteriore passo in avanti verso quel rinascimento che tutti insieme stiamo costruendo. Ancora il percorso lungo, ma il cammino è quello giusto e quello intrapreso. Domani compirò 46 anni, di cui quasi 7-8 al servizio di questa città. Regalo più grande non poteva esserci come quello che ho ricevuto oggi. Da qui a qualche mese sposteremo la biblioteca nella nuova piazza Matteotti, nel centro era l'ex Casa del Fascio, e avremo ulteriori sale a disposizione che, grazie alla collaborazione e ringrazio di cuore il sovrintendente Rinaldi, la dottoressa Gulli e tutto il loro staff, avremo finalmente il primo museo della città di Palma di Montechiaro, che sarà il museo civico Giacomo Caputo. Tra l'altro in un anno dove c'è Agrigento Capitale della Cultura. Ci piace pensare che questo sia un primo passo all'interno del programma di Agrigento Capitale della Cultura, perché, come dice il collega e amico Franco Miccichè, Agrigento è capitale della cultura, ma in realtà lo è tutta la provincia, e lui ha voluto condividere questo grande onore. Palma, nel suo piccolo, farà quello che ritiene possa aiutare Agrigento in questo cammino. Noi daremo il nostro contributo, siamo felici di essere presenti, e oggi una pagina di cultura, un'ulteriore pagina di cultura qui a Palma di Montechiaro è stata scritta. Una signora agrigentina senza alcun bene e reddito è stata sgravata da debiti per circa 130.000 euro contratti a seguito della perdita del posto di lavoro, ottenendo dal Tribunale di Agrigento il beneficio di cancellarli il servizio. Una signora senza alcun bene e reddito, gravata da debiti per circa 130.000 euro contratti a seguito della perdita del posto di lavoro, ha ottenuto dal Tribunale di Agrigento il beneficio dell'esebitazione, cioè ha cancellato tutti i suoi debiti. La procedura è stata attivata ai sensi della legge 3 del 2012, cosiddetta legge antisuicidi, che viene inglobata nel nuovo codice della crisi. Dal debitore rappresentato dall'avvocato Puccio ha ottenuto il decreto di omologa del giudice della dottoressa Federica Verro, che ha concesso il beneficio sulla scorta della relazione particolareggiata redatta dal professionista nominato gestore della crisi dell'Ordine dei commercialisti e degli esperti di Agrigento, Cristina Zicari. Così alla signora incapiente e sovraindebitata è stata data la possibilità di avere una seconda chance, e per poter tornare a essere soggetto produttivo, con grande soddisfazione l'organismo di composizione della crisi, meglio denominato come OCC, dell'Ordine dei dottori commercialisti di Agrigento e Sciacca, ha annunciato il Tribunale di Agrigento, nella persona della dottoressa Federico Verro, ha concesso il beneficio a un soggetto sovraindebitato, incapiente, non proprietario di alcun bene immobile e senza alcun reddito idoneo a garantire un'autosufficienza per sé e la propria famiglia. Si tratta quindi di un provvedimento emesso dal Tribunale di Agrigento. La procedura di esebitazione del sovraindebitato incapiente, prevista dall'articolo 283 del Codice della Crisi, spiega il referente dell'Ordine dei commercialisti, dottor Cerchia, è una misura di natura straordinaria che consentirà alla sola persona fisica sovraindebitata, ma meritevole, il beneficio di poter accedere per una sola volta nella vita a una procedura che gli consente di cancellare il proprio indebitamento senza nulla corrispondere ai propri creditori, qualora vengano rispettati rigidi criteri selettivi e sempre che essi permangano nei 4 anni successivi al provvedimento del giudice. C'è molta contentezza per questo risultato raggiunto, in quanto è una procedura permeata da finalità spiccatamente sociali che mira a consentire al non ambiente di azzerare un indebitamento che non avrebbe comunque potuto soddisfare e nel contempo vivere in modo dignitoso. Il dottore Cerchia, referente dell'Ordine dei commercialisti, ha colto l'occasione per ricordare che l'ufficio è composto da professionisti qualificati e offre assistenza a chi si trova in situazione di difficoltà, affiancando il debitore per trovare una giusta soluzione che consenta il risanamento della propria posizione debitoria. E nell'ambito delle attività di controllo economico del territorio, i finanzieri della compagnia di bagheria, congiuntamente al personale della Capitaneria di Porto, hanno effettuato un sequestro di ben 8 tonnellate e mezzo di pesce. Nell'ambito dell'attività di controllo economico del territorio, i finanzieri della compagnia di bagheria, congiuntamente al personale della Capitaneria di Porto di Porticello, hanno effettuato un sequestro di 8 tonnellate e mezzo di pesce, in parte privo
di certificazione di tracciabilità o conservato in condizioni igieniche non sicure per un valore commerciale di oltre 100.000 euro a carico di una ditta operante a Santa Flavia. In particolare, all'atto dell'accesso, i militari hanno anzitutto accertato come l'impresario conservasse pronti per la vendita circa 700 kg di vario pesce di pescato senza alcuna attestazione dell'origine. Successivamente, insieme ai medici dell'ASP di Palermo, i finanzieri e i militari della Capitaneria di Porto hanno sottoposto a sequestro altri 7.800 kg di prodotti ittici conservati in celle frigorifere prive delle necessarie certificazioni sanitarie e collocati in locali aziendali completamente sconosciuti all'amministrazione finanziaria in quanto non dichiarati. Le attività complessivamente svolte hanno permesso di confiscare e distruggere 700 kg di pescato, impedire la vendita in attesa di ulteriori accertamenti di altri 7.800 kg con una contestazione provvisoria di 1.500 euro di sanzioni amministrative a carico del titolare. I controlli eseguiti dalla Guardia di Finanza proseguono quindi la duplice finalità: una, quella di garantire che le attività commerciali che operano nella legalità non subiscono la concorrenza di chi opera in violazione della legge, e quella di evitare che il commercio di prodotti non genuini e insicuri danneggi il mercato del pescato locale e nazionale caratterizzato da elevati standard di qualità attraverso la completa tracciabilità della filiera di sfruttamento. Sparatoria ieri pomeriggio in piazza Palestro a Catania, morto una persona di 21 anni colpito da più di 5 colpi di pistola. A esploderli sarebbe stato un ventenne che si è presentato spontaneamente ai carabinieri, i colleghi di Catania. Sparatoria ieri pomeriggio in piazza Palestro a Catania. Un ragazzo è stato centrato da 5 colpi, alcuni sono arrivati all'altezza della schiena, anche se pare che i proiettili sparati contro di lui sarebbero stati di più. Il ragazzo è stato ferito gravemente e trasportato immediatamente in codice rosso all'ospedale Garibaldi Centro da un'ambulanza del 118 e sottoposto ad un intervento chirurgico. Giuseppe Francesco Castiglione, di 21 anni, residente a Catania, nonostante l'operazione non ce l'ha fatta, troppe le lacerazioni ai polmoni aggravate da un'emorragia interna. Intanto una persona si è costituita agli agenti della squadra mobile Etnea, che naturalmente stanno indagando. A sparare in pieno giorno è stato un ventenne che qualche ora dopo appunto si è presentato spontaneamente. A quanto pare ha sparato da uno scooter e lo avrebbe fatto per uccidere. E dietro il delitto potrebbe esserci un movente passionale, forse legato ad una donna. Il giovane è adesso in stato di fermo per omicidio volontario ed è stato portato nel carcere catanese di Piazza Lanza. Nel frattempo continuano le indagini. Operazione antidroga a Caltanissetta, 8 misure cautelari, contestati i reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e detenzione e spaccio di droga. Ai 4 degli indagati è stato riconosciuto il ruolo di capi dell'associazione, sono stati disposti gli arresti in carcere. Per gli altri 4 è stato disposto il divieto di dimora in provincia di Caltanissetta. Le indagini sono state condotte dalla squadra mobile Nissena, coordinate dalla direzione distrettuale antimafia. Hanno consentito di svelare l'operatività del gruppo che avrebbe alimentato una fitta rete di spaccio sul territorio. Ingenti gli approvvigionamenti di cocaina, hashish e marijuana effettuati prevalentemente nel comune di Gela e in altri della provincia di Nissena, che avrebbero prodotto un volume d'affari stimato di oltre 50.000 euro al mese. L'attività di spaccio si sarebbe svolta prevalentemente nel centro storico di Caltanissetta, nella zona circostante la stazione ferroviaria. L'organizzazione, per effettuare le consegne di stupefacente, si sarebbe servita anche di persone minorenni. Le indagini sono state protratte da giugno a novembre del 2022, sequestrati 1 chilo di hashish e oltre 100 grammi di cocaina. Giornata in memoria di Filippo Basile, il funzionario regionale ucciso con 3 colpi di pistola il 5 luglio del 1999 a Palermo, a pochi metri dall'assessorato regionale
all'agricoltura. L'approfondimento dai colleghi di Palermo. Era il 5 luglio del 1999, Filippo Basile, funzionario regionale, 38 anni, veniva freddato con 3 colpi di pistola a Palermo dopo aver raggiunto la sua autovettura a pochi metri dall'assessorato regionale all'agricoltura. Un delitto che sconvolse la città, svelato dopo la confessione di un sicario di mafia. La vita del funzionario regionale fu sacrificata a causa del suo incarico in assessorato, volto all'affermazione della legalità. Mantenere viva la memoria di un uomo, di un funzionario dello Stato che è stato ucciso dalla mafia nel suo impegno quotidiano per essere stato un uomo corretto che credeva profondamente nella legalità. Questa iniziativa è il frutto del lavoro di un comitato, il Comitato per Pio La Torre e Rosario Di Salvo, di cui fanno parte alcuni cittadini e cittadine che si sono costituite così spontaneamente, che in questi anni hanno realizzato numerose attività sul tema della mafia e della legalità in varie parti della città di Palermo. Oggi è importante sottolineare che questa iniziativa è stata realizzata in collaborazione con le scuole. Il comitato infatti lavora moltissimo con le scuole del territorio che sono presenti, poiché è importante mantenere il ricordo nelle nuove generazioni. Infatti in questa occasione il comitato ha svolto diversi incontri presso le scuole, proprio direttamente con i ragazzi, con le ragazze, con i bambini e con le bambine, sia per fare conoscere la storia del dottore Basile, ma anche per fare promuovere quello che è un senso di cittadinanza, quello che è una maggiore consapevolezza rispetto alla vita all'interno di una città. Filippo Basile era un cittadino qualunque, un integerrimo cittadino che faceva bene il suo mestiere, e questo forse è l'esempio migliore che possiamo dare ai ragazzi. Spesso quando si parla di mafia ai ragazzi si parla di figure identificate come eroi. Ecco, Filippo era un eroe di tutti i giorni. Memoria è futuro. Ricordare un eroe vuol dire anche far passare alle nuove generazioni il messaggio che devono diventare gesti della quotidianità, della normalità, che la legalità è un sentimento ma è un'azione concreta che si deve sviluppare in tutte le fasi e in tutti i luoghi in cui ci troviamo ad operare nella nostra vita. Così nella pubblica amministrazione, come nella scuola, come nella politica, come in tutti i luoghi in cui affermare la legalità vuol dire affermare principio di buona amministrazione e diritti. All'Assemblea regionale siciliana del PD, clima da tutti contro tutti. Sabato 11 gennaio prossimo e ormai, come si suol dire dalle nostre latitudini, chiamami che mi presento, e in questa data, come gli osservatori della politica regionale sanno, è programmata, dopo il rinvio delle settimane precedenti, l'assemblea regionale del Partito Democratico. Un PD siciliano appunto che si avvia a convegno regionale spaccato da mesi e che parrebbe non avere ancora trovato una quadra, e dove sotto accusa parrebbe esserci la linea adottata dal segretario nonché parlamentare nazionale Anthony Barbagallo. Un clima dove, come titola stamane l'edizione solana di Repubblica, mancherebbero al totale parecchi dei versamenti mensili che i deputati regionali avrebbero dovuto effettuare. Il deficit di cassa avrebbe fatto saltare anche la festa dell'unità isolana. In regola, come si suol dire, con coscienza e portafoglio, sarebbero solamente Antonello Cracolici, Valentina Chinnici e Nello Di Pasquale. Ma ad alimentare il clima di tutti contro tutti sarebbero anche altre motivazioni. In una recente intervista su Live Sicilia, Valentina Chinnici avrebbe dichiarato che nel PD siciliano fame di partecipazione ed entusiasmo di tanti giovani sono elementi da incoraggiare come patrimonio immenso senza disperdere. Ma avrebbe dichiarato anche di dover guardare al Movimento 5 Stelle, ad Alleanza Verdi e Sinistra e al civismo progressista, scansando le sirene centriste di Vecchio o Nuovo Conio. Così invece sulla sua pagina social il ragusano Nello Di Pasquale: dibattito interno e positivo, sostengo Barbagallo, no alle primarie aperte, e continua:
Le fasi congressuali di un partito portano ad esprimere posizioni e ambizioni legittime da parte di tutti e questo lo considero un bene. Il dialogo è un elemento che ha sempre caratterizzato la nostra comunità, continua Di Pasquale. La fase congressuale deve essere utile a questo confronto. Le aspirazioni sono tutte legittime e fanno parte di questo guardarsi che rafforzerà il PD. Sostengo la candidatura di Barbagallo alla guida del PD siciliano perché convinto della bontà del suo lavoro fatto dalla segreteria e dai gruppi parlamentari di Ars, Camera e Senato. Il parlamentare ragusano si dice anche contrario all'ipotesi di primarie aperte per la scelta del nuovo vertice regionale Dem, affermando: non ho cambiato idea rispetto a quando il PD nazionale scelse il suo segretario, ero contrario allora al coinvolgimento dei non iscritti e lo resto anche adesso. Riconosco e apprezzo l'ottimo lavoro della nostra segretaria El Schlein. È sempre Di Pasquale che scrive: tuttavia resto convinto che il segretario debba essere scelto dagli iscritti ad un partito. E chiude: considero molto positivo il dibattito avviato all'interno del PD in vista del congresso. Il nostro non è un partito caserma né un partito padronale. E concludiamo con quanto pubblicato invece sulla sua pagina da un politico di lungo corso quale Giovanni Burtone da Militello in Val di Catania, dove oltre a essere parlamentare Ars è pure primo cittadino, è posizionato sempre in questo alveo. Primarie aperte e innovazione, ma a qualcuno spaventano. No a partito tessere. Non sono interessato alle volgarità che qualcuno ha messo in campo, sono interessato a proporre un congresso serio. Poi nella dialettica interna si vince o si perde. Sono tra i più convinti sostenitori delle primarie aperte per eleggere il vertice a tutti i livelli. È stata un'innovazione politica e riproporre il sistema partito che c'era nel Novecento, quello delle tessere, significa mettere in campo meccanismi lontani dai cittadini. E aggiunge: il PD torna indietro perché? Perché la sfida aperta a qualcuno preoccupa? Perché pensa di avere consolidato il proprio ruolo, ma vada in campo soprattutto chi ha avuto ruoli e vedremo come andrà. È una battaglia che farò perché sono un fondatore del Partito Democratico, non sono uno che è arrivato da altri campi, che ha fatto altre esperienze totalmente opposte e poi è venuto nel PD e vuole dettare le regole che abbiamo indicato quando abbiamo fondato il partito, ma siccome sono un democratico so accettare le decisioni. E conclude: la politica delle correnti i cittadini non la sentono più, vogliono l'operare, non credo al tesseramento, non più come forma di adesione. Una vicenda paradossale, quella che si sta verificando in casa Agragas, con la società che attraverso un comunicato stampa ha annunciato che denuncerà Emanuele Canzonieri per i gravi danni d'immagine arrecati al club biancazzurro. Una vicenda paradossale, quella che si è verificata in casa Agragas, con la società che attraverso un proprio comunicato stampa ha annunciato come nella mattinata di lunedì 13 gennaio i propri legali presenteranno formale denuncia per truffa nei confronti del signor Emanuele Canzonieri. Contestualmente verrà avviata anche un'azione legale per i gravi danni d'immagine arrecati al club biancoazzurro. La decisione si rende necessaria a seguito della condotta del signor Canzonieri, dice il comunicato stampa, che avrebbe falsamente dichiarato l'intenzione e la capacità di acquisire le quote di maggioranza della società, proponendosi come figura determinante per il rilancio del club nel panorama calcistico nazionale. Il patron dell'Agragas, Giuseppe Deni, ha annunciato inoltre che nel pomeriggio dello stesso giorno, alle ore 16, presso il suo ufficio si terrà un incontro informativo per chiarire i dettagli dell'intera vicenda. La società, pertanto, ribadisce il proprio impegno nel tutelare l'integrità del club e la trasparenza nei confronti dei tifosi. Intanto Canzonieri aveva promesso in occasione della sua venuta in città un rilancio del club, aveva anche incontrato il sindaco Miccichè per affermare come avrebbe rilevato la società di calcio agrigentina, ha parlato di investimenti futuri, ma tutto ciò non è stato possibile per impedimenti sopravvenuti. Canzonieri, attraverso una sua videodichiarazione, ha affermato che manterrà le sue promesse. Purtroppo devo ritornare a Vicenza per risolvere inconvenienti personali, chiedendo scusa al primo cittadino per avere garantito una rinascita importante al calcio agrigentino. Buongiorno, allora innanzitutto
Sto andando su a Vicenza per risolvere dei problemi aziendali miei legati anche all'acquisizione dell'Acragas. Ad oggi, purtroppo a causa di questi problemi, non si sono perfezionate le operazioni che dovevamo fare col dottor Deni, quindi pertanto passerò di mano nuovamente alla società del dottor Deni, il quale se ne prenderà cura nel miglior modo possibile e cercherà di fare ciò che io in questo momento qua non sono stato in grado di fare. Ho fatto delle promesse in virtù anche delle possibilità che lavorativamente avevo per le mani, non sono stato in grado di mantenerle a causa di problemi lavorativi legati alla mia azienda. Perché non è riuscito a mantenere le promesse? Perché ci sono stati dei ritardi con dei pagamenti, ci sono state delle problematiche legate alla mia famiglia, alla mia persona come Emanuele Canzonieri, e di conseguenza ho avuto dei blocchi su alcune operazioni bancarie che devo perfezionare con il dottor Deni per l'acquisizione delle quote. Quindi chiedo scusa del disguido, mi impegnerò una volta arrivato su Vicenza a saldare il dovuto al signor Deni. Ai tifosi cosa vuole dire? Chiedo scusa ai tifosi, ma non è stata una presa in giro, ma dimostrerò con i fatti che quello che ho detto lo porterò a termine. Chiedo scusa al signor Sindaco per l'inconveniente di ieri, ma purtroppo ieri sera ho avuto delle sorprese che non sono dovute alla mia persona e quindi io in questo momento qua devo soltanto chiedere scusa alla città di Agrigento. Ecco. Quale altro passaggio ci sarà adesso? Riuscirà a mantenere le promesse tornando a Vicenza? Farò l'impossibile per mantenerle perché ci sono tutte le carte in regola per farlo. Una volta che avrò sistemato le cose, torno qua ad Agrigento senza nessun problema. E manterrò quello che ho detto, dai calciatori alla squadra, tutto quello che è stato detto verrà fatto. Linea alla regia per la pubblicità. E il presidente della regione siciliana, Renato Schifani, promette l'impegno della regione per raggiungere gli obiettivi sui piani degli immobili in città. Si raggiunge un obiettivo, quello della collaborazione istituzionale tra i vari livelli dello Stato, e questa sinergia favorisce la crescita e la qualità della vita dei cittadini. Questo ci chiede la Costituzione ed oggi questo è un momento topico e quindi la mia presenza vuole essere un plauso a questa attività del demanio, del governo centrale naturalmente, della regione che è spettatrice in questa fase, ma allo stesso tempo del comune invece, perché la dismissione dei beni demaniali indisponibili teoricamente ma disponibili nei fatti è un passaggio in avanti a favore del territorio. Ci sono centinaia di miliardi di immobili che appartengono allo Stato, non utilizzati dallo Stato, non utilizzati dai cittadini, in uno stato di abbandono. Si è fatto un salto di qualità oggi e penso e spero che se ne facciano tanti altri. Presidente, lei ha detto durante il suo intervento che questi provvedimenti potrebbero sanare problemi che vanno avanti da decenni, ovvero i cittadini che vivono ancora nelle baraccone. L'impegno è questo, l'impegno mio di commissario sarà massimo su questo aspetto, poi alla luce anche di questa volontà centrale del Ministero del Demanio non posso che essere conseguenziale con il mio impegno personale, perché sono questi eventi di importanza storica a favore dei cittadini e in questi casi non ci si può minimamente distrarre, né io cercherò di distrarmi mai. Io guardo con attenzione tutte le amministrazioni comunali. Io sono Presidente della Regione, governo una regione di 5 milioni di abitanti, per me gli interlocutori sono i sindaci. Quando vi sono dei sindaci che operano bene, non mi devo né intendo sottrarmi da queste valutazioni. La città di Messina è ormai la città capoluogo più avanti sulla raccolta differenziata e questo è un dato oggettivo, al di là del stato di dinamicità che dimostra anche in altre iniziative. Non è un fatto politico, è un fatto oggettivo. Poi l'aspetto politico è secondario. In questo momento a me interessa tutelare la crescita del territorio. La città di Messina deve risolvere dei problemi quali il disagio abitativo, noto a tutti, ha una meravigliosa città, deve valorizzare la propria posizione paesaggistica, al contempo dobbiamo dare soluzioni adeguata soluzione alla logistica della PA, della pubblica amministrazione che fornisce servizi ai cittadini, dobbiamo abbattere le locazioni passive e riqualificare l'intero territorio in un'ottica di sistema. Questo è l'obiettivo del piano città degli immobili pubblici a Messina. Il grande valore che tutti sottolineeranno oggi è che siamo tutti insieme.
qui abbiamo anche un commissario del governo per le baraccopoli, un subcommissario, il sindaco, l'agenzia, gli immobili dello Stato, tutti pubblici, anche quelli del comune, tutti insieme lavoriamo per rigenerare la città. Dell'accordo fanno parte molti immobili e comunque l'accordo che stiamo siglando con molte città, oggi ne abbiamo fatti 17 mi pare, prevede un avanzamento in progress. Mano a mano che il tavolo tecnico individua gli immobili, noi li portiamo dentro, quindi non c'è una predefinizione degli immobili. Oggi si parte con le 2 caserme Nervesa e Masotto, che sono in un luogo strategico, oltre che essere una posizione paesaggistica meravigliosa. Abbiamo anche la polveriera, che è un piccolo manufatto, però deve essere messo a disposizione della città, anch'esso in una posizione meravigliosa. Poi abbiamo parecchi immobili lungo il waterfront, faccio ad esempio i magazzini Gazzi, anche quelli possono essere riqualificati e destinati opportunamente ai servizi necessari. Stiamo discutendo di tutti questi immobili con il sindaco e con il commissario per le baraccopoli. Un nuovo spettacolo e un tour per Fabio Concato, che torna ad Agrigento a quasi 2 anni dal suo concerto tenuto al Teatro Pirandello. Si svolgerà infatti domani sabato 11 gennaio al Palaforum Bellavia presso lo Sport Village in Contrada Esachimento. Questo nuovo spettacolo lo vede in compagnia dei musici e si intitola Altro di me. È l'ultimo capitolo della lunga storia artistica del cantautore Fabio Concato e prende ispirazione dal titolo del brano più introspettivo dell'album Tutto qua del lontano 2012. E si terrà oggi pomeriggio alle ore 18 presso la chiesa di San Nicola l'atto unico di Vincenzo Arnone avendo in mente Michelangelo e Vasari, con la regia di Pippo Calandrino e la partecipazione tra gli altri degli attori Michelangelo Di Bernardo, Anna Grazia Montalbano e Giacomo Tortorici. E questo è tutto per l'edizione odierna del nostro TVA Notizie. Vi ricordiamo che i programmi di TVA si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre per chi ha le smart TV, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 alle 20 con replica la mattina alle 9. I nostri servizi inoltre si possono visionare sul canale YouTube di Televideo Agrigento. E questo è tutto e vi auguriamo una buona serata.